in onda Potere al Popolo. Cioè uno non fa in tempo a entrare in studio il bello della voglia di lavorare, vedi Francesco c'ha questo desiderio, lavoriamo, tiriamo mezzogiorno, che poi a mezzogiorno, ragazzi, da quest'oggi parte la Belva Civile, il nuovo programma su Radio Libertà con l'onorevole Nicola Ottaviani. Mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Un programma che parlerà di riforme, quelle che il governo sta facendo, quello che il centrodestra vuole portare avanti, grazie anche alle vostre segnalazioni, signori. Ve ne siete accorti che storicamente la Lega prende le vostre proteste e le fa diventare proposte di legge? Ve ne siete accorti ormai? Certo, non tutto riesce, sì, perché poi c'è qualcuno che frena, dagli alleati di centrodestra, vedi Autonomia, ai magistrati e ai giudici. Anche quello è un problemino, e forse per quello che in primavera ci sarà da votare un referendum, mi raccomando. A mezzogiorno, signori, arriva l'onorevole Nicola Ottaviani della Lega con questa nuova trasmissione, La Belva Civile, assolutamente da non perdere. Intanto c'è Sammy Varin, certo, in diretta su Radio Libertà, su tutte le piattaforme, sulla banda DAB della vostra autoradio, ma soprattutto i vostri messaggi arrivati copiosi al 34067096659, il cui Parlamento tra pochissimo con il grandissimo Igor Iezzi, la canzone indipendente con due artisti di primissimo livello come Cosetta Gigli e il comico Graziano Salvadori insieme per una canzone, e poi l'informazione cattolica con Matteo Orlando e certamente le notizie che non leggete da nessun'altra parte. Prima però, dicevo, i vostri WhatsApp. Ci sarà anche Segui la Lega, e naturalmente finita una settimana ne apriamo un'altra con appuntamentoni. Prima però i vostri WhatsApp, c'è Massimo Moletti che ci segnala un viaggio in treno che ha fatto poche ore fa. Sul cursore, Francesco, sentiamo come ci racconta il suo viaggio in treno Massimo Moletti. Sammy, ieri ho visto una scena, te la spiego in pochi secondi, praticamente su una tratta che non collega neanche un capoluogo di regione a un capoluogo di provincia. Sulla tratta Saronno-Galliate delle Ferrovie Nord ho assistito al viaggio del gratuito. Questo povero controllore che comunque faceva giustamente il suo dovere anche bene, ma effettivamente vedevi che queste persone, purtroppo tutte risorse, non avevano il biglietto. Ma tre cose molto particolari le voglio sottolineare. Primo, questi non gliene fregava un tubo, non si vedeva proprio che non avevano paura, ma neanche, perché la gente non paga i biglietti dai tempi del Carlo Cudega. Dai tempi che ho iniziato già negli anni '80, quando iniziavo ad andare a Novara alle superiori, tanti non pagavano il biglietto, tanti erano anche strafottenti. Però il secondo problema è questo, che il controllore si vedeva che, pur facendo il suo dovere, pur essendo uno fermo, si vedeva che non aveva quella forza di legge, quella forza che c'era nel passato quando non eravamo risorse. E poi una terza cosa, poi molti li proteggono, fortunatamente ieri non c'era nessuno che li proteggeva, ma io ho visto molte di queste scene. Vorrei anche ricordare che io, una delle prime volte che prendevo il treno sbagliando, insomma, non per volontà ma per ignoranza, giustamente, ma nessuna di questi grandi sapientoni mi ha protetto, quando poi ho visto molte protezioni in treno, battaglie civili. Questo porta a una cosa molto brutta, caro Sammy, che queste persone si credono superiori ai diritti, perché sanno che hanno sempre ragione, sanno che non gli puoi fare niente, sanno che la legge non gli può fare niente, anzi sanno che la legge, loro sono sopra la legge perché la legge li protegge e hanno tutti dalla loro parte. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghi e colleghe. Innanzitutto
Permettetemi di ringraziare tutti i ministri coinvolti per aver dato vita ad un disegno di legge che rappresenta un pezzo del programma di centrodestra. Basta guardarlo per rendersi conto di quanta attenzione abbiamo messo sul tema della semplificazione normativa, intesa nella sua accezione più pura, legata quindi alle ricadute dirette sulla vita dei cittadini. Non è un caso se questo provvedimento si può dividere sostanzialmente in due parti, una relativa alla creazione e alla razionalizzazione di testi unici, l'altra relativa al miglioramento della qualità normativa. Grazie a questo disegno di legge nasceranno o verranno razionalizzati diversi testi unici in materia di affari esteri, elettorato attivo, liste elettorali, istruzione, disabilità, amministrazione di sostegno, protezione civile, famiglia, violenza di genere, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Credo che non ci siano dubbi sull'utilità dello strumento del testo unico. Innanzitutto i cittadini, le imprese, le stesse pubbliche amministrazioni nei loro rapporti con gli utenti avranno ricadute positive sia per la facilità di trovare le norme utili senza più perdite di tempo, sia per la riduzione della possibilità di incorrere in errori nella loro applicazione. La facilità nel trovare norme, oggi disperse in 1000 rivoli, ridurrà gli sprechi di tempo, i danni economici o addirittura quegli errori che poi possono portare anche a sconfinamenti nel campo del diritto penale. I testi unici non sono poi solo la raccolta delle leggi esistenti, ma hanno anche un intento innovativo, soprattutto nel linguaggio, rendendolo coerente con l'intera legislazione e con i tempi. Per quanto poi riguarda il miglioramento della qualità normativa, strumenti come la valutazione di impatto generazionale o di genere, con uno sguardo attento sugli effetti ambientali o sociali, e la relazione sulle pari opportunità sul lavoro rappresentano un salto di qualità di rilievo assoluto. Ipotizzare e verificare in tempo celere le ricadute della produzione normativa avrà effetti sia sulla qualità sia sulla produzione inutile di leggi dai risvolti negativi. Per troppi anni cittadini, imprese e amministratori locali hanno dovuto fare i conti con una burocrazia che sembra fatta apposta per rallentare tutto, regole che cambiano, moduli infiniti, pareri che si rincorrono. Infine credo che l'attenzione che questo provvedimento riserva alla digitalizzazione dopo tante parole sia una boccata d'aria in termini di concretezza e di modernità, un vero e proprio sguardo rivolto al futuro. La digitalizzazione, la chiarezza delle norme, la certezza dei tempi devono diventare la regola, non l'eccezione. Una pubblica amministrazione moderna non è quella che accumula carte, ma quella che risponde subito, che si assume le proprie responsabilità, che valuta i risultati. La semplificazione è anche una questione di rispetto verso chi lavora, imprenditori, artigiani, agricoltori, professionisti, amministrazioni locali. Ogni ora sprecata in burocrazia è un'ora rubata al lavoro, alla famiglia, alla crescita del paese, un costo per tutti. Per tutti questi motivi voteremo favorevolmente a questo provvedimento. Grazie onorevole. Qui Parlamento. Scendo dal palco, si spegne il rumore, resto da solo col mio vero cuore. Sono i riflessi di luci sfiorite, penso alle voci che non sono finite. Passi leggeri restano impressi, giorni vissuti tra sogni e riflessi, mani che un tempo stringevo sicuro, ora risuonano dentro un sussurro. Non è il sipario che chiude la scena, ma un nuovo viaggio che il tempo disegna. Dentro il ricordo restiamo vicini, tolgo la maschera e vengo da te. Dietro le quinte
di questa vita. C'è la mia luna che segna un cammino. Non siamo ombre, non siamo assenti, noi siamo eco nei giorni seguenti. Oltre le stelle, oltre ai confini, dove ogni abbraccio si fa senza fine. Siamo una storia che resta nel vento, voci sospese che aspettano il tempo. Guardo lo specchio, riflessi sfumati, volti che un tempo mi erano accanto. Non sono cera, non sono fumo, sono presenza che vive nel buio. Frasi rimaste tra attese e pensieri, rese lontane che porto sinceri. Dentro ogni giorno c'è ancora un istante che mi riporta vicino a chi è assente, chi è assente. Non è il sipario che chiude la scena, ma un nuovo viaggio che il tempo disegna. Dentro il ricordo restiamo vicini, tolgo la maschera e vengo da te. Dietro le quinte di questa vita, so che c'è un Dio che mi scrive il cammino. Non siamo tristi, non siamo allegri, noi siamo il frutto di un grande progetto. Oltre alle stelle, oltre al confine, c'è chi mi aspetta Per ridere ancora. Certo, ce lo siamo chiesto molte volte, cosa succede dietro le quinte, cosa fanno, cosa pensano, cosa provano gli artisti quando scendono da quel palco. Dietro le quinte è la nuova canzone di Cosetta Gigli e Graziano Salvadori che abbiamo con noi. Ciao Graziano! Ciao, buongiorno. Dietro le quinte, bellissima canzone che ci riporta anche al bel canto, il bel canto che raramente, sempre più raramente si può ascoltare sulle radio e uno dice ma che cosa c'entra Graziano Salvadori, comico, artista che abbiamo visto con Giorgio Panariello, autore molto storico della comicità, che cosa c'entri tu con il bel canto? Allora, io non c'entro niente, la colpa dovete darla a Cosetta Gigli, io non c'entro niente. No, Cosetta, eravamo ospiti di una trasmissione qui in Toscana, stavamo parlando, e a un certo punto mi fa, perché non facciamo qualcosa insieme? E vai. E io ho detto, quando vuoi. Dice, no, ma cantando. Cantando già è diverso, perché insomma, ho già pensato a cose, però, no, poi mi ha fatto sentire il testo della canzone e mi ha mandato un provino. Io ho un periodo della vita in cui ho perso questo mio compagno di avventure con il quale ho passato 30 anni di vita di palcoscenico e mi ha colpito subito, per cui ho detto di sì, però ti devo dire che un pochino me ne sono pentito, perché quando l'ascolto, ed è per quello che l'ascolto poco, mi commuovo, perché comunque è sono cose sentite, vera, sono cose che hai provato anche tu e i legami anche che ci sono all'interno del mondo dello spettacolo, molti di questi assolutamente segreti, privati, che non si raccontano al grande pubblico ed è giusto anche che sia così.
certo, certo. Qui però È vero. gli avete messe dentro tutte quante le situazioni e dai anche una bella fantasia al pubblico che ascolta questa canzone, ripetiamo, dietro le quinte, Gosetta, Gilli, Graziano, Salvatori su tutti gli store digitali, ma anche su YouTube. Qui uno veramente può immaginare quante emozioni ci sono sul palco, dietro il palco, appunto, dietro le quinte, e poi quando si scende dal palco, tante anche cose curiose che molte volte uno si chiede e solo voi artisti sapete cosa si forma sul palco, quali legami, quale affetto è sotto il palco. Quindi è un po' anche mettersi a nudo, secondo me, da parte di voi artisti, questa canzone, o no? Sì, molto, molto. Poi la cosa bella di questa canzone, devo dire, che ha un testo che fila, cioè non è che sono frasi messe lì tanto per, Vero. come dicevi tu adesso, a parte il bel canto, ma anche il bel testo, perché comunque uno che l'ascolta, se si medesima un attimo, può veramente vivere le emozioni che possono vivere gli artisti su un palco, quando scendono, quando sono sopra, quando lavorano. Quindi c'è proprio, ha avuto il gusto di scrivere delle cose vere, questo è molto importante. Poi è chiaro, quando sei sopra, nonostante, cioè io ho avuto, ti ripeto, questo problema, però sai com'è, che show must go on, per cui dopo 2 giorni sei sopra e continui a lavorare, sai che c'è la presenza sopra, che è con te, perché dopo 30 anni non può andare via, e quindi lavori. Certo. Va bene così. Certo, lo show deve continuare, vale un po' per ognuno di noi e di voi, Per ascoltatori, nel nostro, nel Certo. vostro piccolo, la vita deve andare avanti, il lavoro deve continuare, bisogna fare bel viso, cattivo gioco, quello che il destino ti riserva, e naturalmente i più esposti sono quelli che ci devono mettere la faccia, la voce, il sentimento e la comicità, nel caso di Graziano Salvadori, perché un sorriso ve lo strappa ogni volta, e questa è la bravura, ma anche lo sforzo di dire vado avanti ugualmente. Senti, ma alla fin fine questo pezzo comunque quindi insegna anche a tutti noi che, nonostante le, posso dirlo, sfighe della vita, e ce ne sono tante, moltissime, un sorriso ce lo dobbiamo sempre avere, dobbiamo alzarci da quel letto, alzare il culo da quel divano e dire: ma io esco di casa lo stesso, sono pensionato, faccio fatica, ma esco lo stesso a comprare il giornale, non devo restare tutto il giorno su quel divano. È un invito a farci forza, o no? È un invito, sì, è proprio questo, cioè dobbiamo alzarci dal divano, lasciare il nostro fratello Netflix per un pochino e andare in giro e prendersi sorrisi, perché guarda che andare a prendere il giornale e sentirsi dire buongiorno con un bel sorriso ti apre la giornata, ti rimette in carreggiata, capito? Se poi stai in casa dalla mattina alla sera è un problema, invece bisogna viverla la vita, bisogna girarla, bisogna andare a cercare il sorriso, andare a cercare anche la litigata, perché ogni tanto fa bene, una litigata in macchina con quello che ti passa da destra, che lo mandi un po' a quel paese e poi dopo lo saluti dicendo non lo fa più, però dai che sennò è un casino. E lì poi scatta anche l'amicizia, la volta dopo lo trovi e ti paga il caffè, fine. Certo. E hai recuperato un caffè dal niente, capito? È già un risparmio. È vero. Signori, questa è una canzone quindi da ascoltare e che riascolterete anche su queste frequenze. Da una parte Cosetta Gilli, protagonista indiscussa dell'operetta italiana, ma anche crossover che ci ha fatto sentire di quei giochi incredibili musicali. Vero. Dall'altra parte il Graziano Salvadori, ben conosciuto. Cosa stai combinando? Cosa bolle in pentola? Voi siete artisti agli antipodi per percorso e stile, e tu sei conosciuto chiaramente per quello che fai sul palco, strappando sorrisi. Cosa sta bollendo in pentola? Dai che sono curioso. Allora, guarda, in pentola, vabbè, adesso qualche seratina prima della fine del 31, poi il 31 faccio uno spettacolo ai Quattro Moli di Livorno da solo. Lo spettacolo si intitola Solo, sono due accompagnatori con la chitarra che sono bravissimi, 30 corde,
E poi dalla primavera ho 2 film in progetto, per cui inizieremo a girare in primavera e finiremo, credo, siccome sono 2, finiremo all'inizio dell'estate, per cui poi mi riposerò un pochino, insomma. Ok, allora noi sappiamo dove trovarti per l'ultimo Dove dell'anno e poi per i prossimi film. Certo, basta scrivere Graziano Salvadori su Instagram e tu salti sì. fuori. Minio. Sì, anche su OnlyFans, anche su OnlyFans. Oh, questo non lo sapevo, complimenti. Io ho messo la parte più bella del mio corpo, un dito, non avevo altro, però sì. Sono invidioso di quel dito, assolutamente. Sì, noi non abbiamo lo so. manco quello. Graziano, complimenti. Graziano Salvadori, OnlyFans, Graziano Salvadori l'indicatore, perché è un dito che indica, però poi cosa non si sa. Però insomma, ho già molti fan. Lasciamo nel dubbio i nostri ascolti. Di questi tempi quel dito è molto richiesto, veramente, posso immaginare. Lo so. Ciao Graziano, buona musica. Ciao ragazzi, vi voglio bene, buona musica a voi. Ciao, complimenti a Graziano Salvadori, indimenticabile, ma avete visto ancora dentro funziona. Cosa vuoi mandare che non lo so? Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. È un invito quello di Francesco certamente a seguire la Lega, a seguire gli eventi targati Lega, e tra pochissimo ve ne leggo qualcuno perché è iniziata una nuova settimana ma non ci si ferma mai. È una controinformazione poi importantissima quella che diamo su queste frequenze, perché sui social non si riesce mai a seguire tutti quanti e a volte ci sono notizie che sfuggono. Tra poco vi faccio qualche esempio. Prima però, signori, le brutte notizie, io non lo so, se lo sapevo me ne stavo a letto a dormire, devo leggervi solo brutte notizie, anche quelle appena battute dalle agenzie. A Milano, ultim'ora, donna accoltellata in piazza Gaia Aulenti. Siamo in pieno centro, signori. Aggredita alle spalle alle 9 di questa mattina è grave. Il marito ha corso in bici. La vittima ha 43 anni, l'aggressore è fuggito, l'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso, in ospedale. Subito sotto la notizia di ieri notte, falciato in bici da un'auto in fuga, morto lo zio di Laura Pausini e caccia al pirata. Come se non bastasse, la notizia che abbiamo letto su tutti i quotidiani da Torino, 15enne invalido, ostaggio di una baby gang, seviziato e gettato nel fiume. L'incubo nella notte di Halloween, rasato a forza e con una bruciatura di sigaretta alla caviglia, il ragazzo è stato nelle mani della baby gang per una notte, poi è stato lasciato libero, l'allarme lanciato da un post della madre. In che società stiamo vivendo? Questa è la domanda che Sammy Varin vi fa. Una tristezza pazzesca, soprattutto, ribadisco, di Scoriba, noi che di figli ne abbiamo, noi che siamo stati coraggiosi, abbiamo detto no, voglio lasciare qualcosa, qualcuno su questa terra, che non possiamo ripensarci, questo è il problema. L'amiamo, certo l'amiamo, grazie a chi mi scrive questa citazione di Acerbis. A proposito, il nostro cliente Acerbis, quello della bava di lumaca, quello che ci fa l'olio più buono, genuino e naturale, che arriva tra pochissimo alle 11:30, da domani, martedì, ogni venerdì, ce lo avrò in diretta. Voi direte, anche in diretta Acerbi? Sì, 2 minuti e mezzo di radiovendita informativa, visto che si avvicina lentamente, ma è già qua il Natale, e Acerbis ha delle cose troppo belle da proporvi per un regalino molto particolare. Quindi Acerbis lo avremo in diretta il martedì e il venerdì alle ore 9. Buongiorno, al referendum bisognerebbe inserire anche di togliere i vitalizi, le pensioni ai familiari per 7 generazioni, ci scrive Pasquale da Berghem. Prego ricordare che a Pacciotti che il va pensiero non è una romanza d'amore, ma il grido di un popolo in catene. Assolutamente sì, glielo ricorderemo, ma è bravissimo, è un crossover
pazzesco, soprattutto rifare il Va Pensiero, l'abbiamo sentito questa mattina alle 9, se vi è sfuggito cercatelo in podcast, ha rifatto il Va Pensiero in versione rock con la chitarra elettrica e la sua voce. Fatevi un'idea. Ho anche un messaggio audio, sentiamo questo che cosa dice. Sammy, il Poi Va Pensiero di Pazzotti al posto dei Miao Miao, io lo voto al 100%. Eccolo Ciao. lì, subito, la sollevazione del nostro pubblico, ricordiamolo, per chi dicesse ma questo è impazzito, cosa sta dicendo, alle 7.25, 7.27, anzi 28 ogni mattina, noi per cominciare le trasmissioni in diretta mettiamo un Miao Miao irriverente di Rossini, una composizione che nessuno conosce, con i due cantanti che fanno miau. Te lo giuro, tu dici, ma che cavolo stai dicendo, Sammy Varin? Provate a sentire alle 7.28 la mattina. Chiaro che questa composizione irriverente, perché io poi vado a leggere la rassegna stampa, che in effetti molto spesso è un po' irriverente verso il potere, quando non lo lecca, e ha preso il posto dello storico Va Pensiero. Noi mandavamo, quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, Radio RPL, il Va Pensiero prima dell'inizio delle trasmissioni, poi sostituito da Gaber, da altri pezzi. È chiaro che adesso l'idea di ritornare al Va Pensiero piace, stiamo a vedere, io ogni tanto propongo queste divagazioni, vediamo cosa diranno i nostri ascoltatori. Ho sempre visto Mascia e Orso, Erminio, ma sei un po' grandicello per vedere Mascia e Orso. Ehi, tutto bene? No, scherzo, anch'io l'ho visto, obbligato chiaramente dai miei figli. Capita anche questo, adesso la Russia lo vuole censurare. Ancora messaggini al 340 6709 659. Sammy, Cainarca, Sallusti, ci vuole un manager per la pubblicità, per ricercare sponsor. Maurizio, se ti offri, ne abbiamo davvero bisogno, se qualcuno di voi si offre, molto volentieri, chiaramente a gratis, perché noi qui di soldi non ne abbiamo, purtroppo. Viviamo grazie al sostegno di voi ascoltatori che ci sostenete dal sito radiolibertà.net cliccando Sostienici e poi attraverso naturalmente il conto corrente postale 37671294, lo ripeto, 37671294. Se vi piace questa radio o se non vi piace ma avete capito che la raccontiamo in modo molto diverso, dateci una mano, bastano 5 euro. Conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso che il mondo ci invidia, che dietro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo Novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68
4408. Fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Searching for a destiny that's mine. There's another place, another time. Touching every heights along the way. Hoping that I'll never have to say it's just an illusion. 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 Follow your emotions everywhere. Is it really magic in the air? Never let your feeling get you down. Open up your eyes and look around. It's just an illusion. 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 It's just an illusion. In all this confusion. It's just an illusion. It's just an illusion. In all this confusion. It's just an illusion. Could it be a picture in my mind? Never sure exactly what to find. Only in my dream I took you home. Here for just a moment that you gone. It's just an illusion. 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 Pompa, 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 signori, Just an Illusion, storico pezzo dell'Imagination rifatto dai Rock 80, è ormai diventato un appuntamento piacevole, ogni settimana il pezzo dei Rock 80 che ci fa ballare e poi arrivano i bacchettoni, il diavolo e l'acqua santa, arrivano quelli di informazionecattolica.it. Grazie per essere con noi il direttore Matteo Orlando, buongiorno. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo con il nostro secondo sito, infobreak.it, e con un articolo dal titolo Regno Unito, il multiculturalismo è fallito. L'attacco sul treno che abbiamo sentito l'altro giorno in televisione con 11 persone ferite e 2 in gravi condizioni ci ha fatto riflettere e per noi è l'ennesimo segnale di una tensione diffusa, di una violenza che sembra essersi infiltrata nei meccanismi quotidiani della vita britannica. La Gran Bretagna infatti vive ormai da anni una fase di inquietante smarrimento sociale, una sorta di crisi di coesione che attraversa le sue città, le sue periferie
e anche il sistema politico britannico. Non si tratta solo di criminalità, ma anche di un progressivo sgretolamento del senso civico, del rispetto reciproco, della fiducia nelle istituzioni e anche nella possibilità di una convivenza ordinata. E quindi ci ritroviamo con le strade di Londra, Birmingham, Manchester e di altre città, anche minori, che sono teatro di aggressioni, accoltellamenti, rapine, regolamenti di conti. E il fenomeno naturalmente non nasce dal nulla, ma da anni di politiche sociali che sono inefficaci, di abbandono delle aree povere, di emarginazione culturale, ma anche di criminalità minorile, quindi le famose gang giovanili, sempre più armate e organizzate peraltro, e anche la islamizzazione di interi quartieri delle grandi città o anche delle piccole città, e una gestione dell'ordine pubblico spesso contraddittoria. Quindi la situazione in Gran Bretagna è sempre più pericolosa e abbiamo testimonianze anche di italiani che vivono periodicamente lì e che raccontano delle cose allucinanti su quanto accade. Recentemente abbiamo visto dei video dove in certi quartieri girare e mostrarsi cristiani è pericoloso, quindi pensate com'è la situazione in Gran Bretagna. In un altro articolo, sempre sul nostro infobreak.it, intitolato, il titolo dell'articolo è Istanbul, la Lettonia ha lanciato un segnale chiaro e l'Italia, abbiamo riferito della decisione del Parlamento lettone di rinunciare alla Convenzione di Istanbul, la stessa convenzione che obbliga gli stati firmatari a modificare i modelli di comportamento sociali e culturali di uomini e donne e a introdurre nelle scuole pubbliche programmi di educazione sui ruoli socioculturali non stereotipati, questo tra virgolette. E che cosa ha fatto sostanzialmente il Parlamento lettone? Con un grande gesto di coraggio politico si è sfilata fuori da questa convenzione, ha scelto il paese ex sovietico di non piegarsi a un documento che, pur presentandosi come uno strumento contro la violenza sulle donne, in realtà nasconde un impianto concettuale che è improntato all'ideologia gender, quella ideologia, ripetiamo, che pretende di ridurre la differenza tra uomo e donna a una mera costruzione sociale, negando invece la realtà biologica e antropologica della persona umana. E in questo articolo noi sosteniamo che anche l'Italia dovrebbe avere il coraggio di uscire dalla Convenzione di Istanbul e non dovrebbe sottomettersi a delle ideologie che confondono la libertà con l'autodistruzione. Poi, sempre su questo secondo nostro sito, infobreak.it, in un articolo dal titolo provocatorio "Il Sahelistan, vittima dello jihadismo", stamane abbiamo riferito del fatto che nel cuore del Sahel, tra il Mali, il Niger e il Burkina Faso, si sta formando un nuovo epicentro della instabilità mondiale, un Sahelistan in cui il jihadismo alimentato dall'estremismo islamico e dall'assenza dello Stato sta sostituendo le istituzioni legittime con reti di potere armato e religioso, e a volte certe situazioni si vivono anche più a sud, molto più a sud, in Nigeria, in una parte della Nigeria controllata dai terroristi islamici di Boko Haram, e avete sentito sicuramente nei giorni scorsi che Trump ha minacciato un intervento con le sue forze armate se in Nigeria non si smette di perseguitare i cristiani. Ecco, qua stiamo parlando di stati diversi dalla Nigeria, Mali, Niger e Burkina Faso, ma oggi quello che è il Sahel potrebbe diventare domani un altro stato ancora più vicino a noi. Restare indifferenti significa accettare che il terrore diventi la nuova legge. Sempre su Infobreak, ma ieri abbiamo voluto ricordare Theo Van Gogh, definito da noi martire della libertà di parola. Non so se ve lo ricordate, ma il 2 novembre del 2004 in una strada di Amsterdam è stato assassinato dopo aver fatto un cortometraggio, Submission si intitolava, dove denunciava la condizione di alcune donne all'interno dell'Islam, come venivano oppresse, e purtroppo lui pagò con la vita il coraggio di affrontare un tema così scottante, la condizione della donna nella religione islamica.
Poi, carissimo Semmi, anche noi abbiamo riflettuto sulla separazione delle carriere della magistratura e abbiamo scritto che ottenere la separazione ci renderà più civili. E l'approvazione parlamentare che introduce la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante per noi rappresenta un passaggio storico ed è anche necessario per una piena maturità democratica del nostro ordinamento. Infatti, dopo decenni di dibattiti, resistenze corporative, di compromessi inconcludenti, il Parlamento finalmente ha avuto il coraggio di affermare un principio tanto semplice quanto decisivo, cioè chi accusa e chi giudica non possono appartenere allo stesso corpo, e naturalmente è una questione di logica istituzionale, di garanzia per i cittadini e di equilibrio anche tra i poteri dello Stato, ma molti purtroppo a sinistra non comprendono. E questa riforma non mette in discussione l'indipendenza della magistratura. Non a caso anche Falcone, per esempio, si è espresso in questo senso. Ma questa riforma tende a rafforzarla, la magistratura, distinguendo in modo netto le funzioni e le responsabilità di chi esercita l'azione penale da quelle di chi invece deve giudicare con imparzialità. Ora, il referendum confermativo che è stato annunciato sarà proprio l'occasione per ribadire questo principio di civiltà giuridica. Non esiste una vera giustizia senza la percezione di imparzialità e non esiste imparzialità senza una chiara separazione delle funzioni. Ecco perché noi come testate, sia Informazione Cattolica che Infobreak, siamo a favore della riforma. A proposito del nostro sito principale, informazionecattolica.it, stamane abbiamo ospitato un lungo editoriale dal titolo Love is Love, ovvero il fascismo visto da Dracula, di Danilo Fabbroni, che riflette sul Moloch che divora tutto e tutti, vale a dire il modernismo che nella società si presenta in vari modi. Nei giorni scorsi su Informazione Cattolica invece abbiamo proposto diversi articoli, ma veramente tanti, per analizzare Halloween, che non è una festa innocua, bensì il capodanno satanico. Nel calendario satanico annuale è la prima festa. Abbiamo messo in guardia i cristiani dal praticare questa festa, come peraltro hanno fatto vescovi e alcuni sacerdoti, non tutti, perché abbiamo visto anche che nella diocesi di Milano si è levata qualche voce molto ignorante da parte di un sacerdote che non ha condannato questa festa, ma ha condannato invece la partecipazione di diverse persone al giubileo del mondo della Chiesa cattolica tradizionale a Roma, giudicando i vestiti o altro dei partecipanti. Ma lasciamo perdere, questa è un'altra polemica che si è aperta da parte di un certo sacerdote progressista, ma noi su Halloween invece abbiamo detto qualcosa di approfondito. Vi invito a leggere la decina di articoli che abbiamo dedicato nei giorni scorsi a questo argomento. Ricordo anche che Informazione Cattolica e Infobreak hanno un canale YouTube che abbiamo chiamato Liberi e Forti TV, che ha ospitato nei giorni scorsi una bella intervista fatta da Pietro Licciardi a un pacifista pentito, Franz Gustincic, che è stato un fotoreporter inviato di guerra, che è autore del libro Il manuale del pacifista dilettante. E lui, in questa epoca di guerra ibrida, di verità liquide, di propaganda virale, riflette su che cosa vuol dire essere veramente pacifista, sull'avere un pensiero critico sulla pace che dovrebbe essere fondata su un'etica della verità e non su altro, senza moralismi, senza tutto ciò che invece non ha a che fare con la verità e con il senso anche di giustizia. E il libro infatti analizza le trasformazioni dei conflitti contemporanei, passando anche per il conflitto di Gaza, e affronta anche i dilemmi della guerra giusta, della deterrenza, dell'intervento armato, della disinformazione e anche del doppiopesismo morale che attanaglia soprattutto le forze progressiste quando si parla di guerra. E infatti uno si potrebbe chiedere perché ore e ore di trasmissioni televisive o telegiornali dedicati a Gaza, mentre nessun secondo dedicato alle altre 50 guerre e più che sono in corso nel mondo. Ecco, lasciamo la risposta agli ascoltatori di Radio Libertà. E a proposito dei libri, per concludere questo nostro spazio, carissimo Semmi,
Oggi vi ricordiamo un bel libro di una vecchia conoscenza di Radio Libertà, il dottor Paolo Pulisano, che ha recentemente dato alle stampe per l'editrice Dream Book il libro che ha intitolato Parole che curano, perché leggere Giovannino Guareschi fa bene. Ecco, il dottore Pulisano ci ricorda che Giovannino Guareschi, il celebre autore di Don Camillo, rimane una straordinaria risorsa a disposizione di chi voglia aiutare il prossimo, perché è uno scrittore che continua ad essere un esempio di uomo libero, uomo saggio, di sensibilità e di umanità. E le parole di Guareschi, ci spiega il dottor Pulisano, che è stato un giornalista e anche un umorista, sono delle vere parole di un maestro dell'umanità, sono parole che curano, e l'augurio è che possano essere sempre più conosciute e utilizzate. E il dottor Pulisano, per realizzare questo libro, ha fatto le sue ricerche di tutte le fonti, di tutti gli scritti, anche degli articoli pubblicati sui giornali da Guareschi. Quindi, carissimo Semmi, è un libro che secondo noi merita, come quello precedente che vi abbiamo consigliato. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori di Radio Libertà che noi siamo presenti sul web con 2 siti, informazionecattolica.it e infobreac.it, scritto così. Sono 2 testate che ci stanno dando grandi soddisfazioni e come vi dicevo c'è anche l'estensione su YouTube con il nostro canale Liberi e Forti TV. Vi ringraziamo tanto per questo spazio di libertà che ci offrite settimanalmente. Vi invitiamo a seguirci ogni giorno con i 7 articoli che pubblichiamo su Informazione Cattolica e i 4 su Infobreak. Quindi, carissimi amici, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, al prossimo lunedì, con altre informazioni, con altre notizie dall'Italia e dal mondo, e continueremo anche noi con la battaglia per la separazione delle carriere affinché il referendum confermi questa importantissima riforma. Grazie a tutti per l'ascolto e un carissimo saluto a tutti gli amici radioresistenti di Radio Libertà. Grazie a Matteo Orlando, direttore di Informazione Cattolica, grazie per averci messo sul tavolo queste importanti argomentazioni e questi personaggi di ieri, di oggi e probabilmente anche di domani. Abbiamo ricordato anche quel film che in molti abbiamo visto, ma forse in molti anche no, Submission, assolutamente profetico. Ci fermiamo certamente, Matteo Orlando ritorna la prossima settimana e io, visto che ho ancora 10 minuti, ho il piacere di portarvi negli appuntamenti da non scordare targati Lega, è minimo, che trovate sul sito legaonline.it, ma che trovate in modo particolare nelle trasmissioni di Sammy Varin, perché io ho anche il Magna Magna come peso qui sulle spalle, il mercoledì a mezzogiorno, in replica la domenica alle 12:30 e in È tutto un Magna Magna, si chiama così la trasmissione, leggiamo le feste, le sagre di paese, quelle poco conosciute, sparse qua e là per l'Italia, e questo è diventato un cult. Certo, gli appuntamenti da non scordare targati Lega sono più ristretti, più particolari, dove si parla di buona politica e si mangia sempre molto bene. Qui ci sono le idee. Già, a Roma, il 30 novembre alle ore 14, l'Arca delle Idee, manifesto dei tempi nuovi. Signori, un appuntamento, un evento pubblico a cura di Armando Siri, che sicuramente sarà poi ripreso in audio e in video anche dalla nostra radio. Certo, se siete in zona, Roma, 30 novembre ore 14, cominciate a mettere in calendario, perché sarà sicuramente un evento di cui si parlerà e soprattutto che servirà poi a capire molte cose. Altro evento che riguarda Milano e la Lombardia, Milano Futura, si chiama proprio così, poteri speciali a Milano, la proposta di legge. 8 novembre, ore 10, Mercato Centrale a Milano. Milano torna al centro del dibattito istituzionale con un incontro dedicato alla proposta di legge presentata dal senatore Massimiliano Romeo sull'attribuzione di poteri speciali alla città e al loro ruolo nello sviluppo urbano, economico e sociale. Signori,
Poteri speciali a Milano, ne abbiamo parlato dopo mezz'ora che era stato approvato maggior potere a Roma capitale, e maggior potere vuol dire soprattutto maggiori soldi. Dopo mezz'ora io ne ho parlato per radio e Massimiliano Romeo a quanto pare mi ha ascoltato, scherzo, e ha colto al volo la cosa, cioè certo Roma è la capitale eccetera, ma la capitale economica è quella che trascina e traina tutta l'Italia, è Milano ed il nord. Poteri speciali a Milano, la proposta di legge. Se ne parla al Mercato Centrale di Milano, via Giovanni Battista San Martini 2, 8 novembre, ore 10. Chiaramente ci saranno tutti i rappresentanti della Lega e spero non solo quelli della Lega. A proposito di Romeo, che oltre a essere capogruppo della Lega al Senato è anche il capo della Lega Lombarda, la festa nazionale della Lega Lombarda il 21, 22, 23 novembre. Scrivete in calendario a Castelcovati in provincia di Brescia. Centro sportivo via Aldo Moro 79, la nostra comunità, la nostra storia. Festa nazionale Lega Lombarda 21, 22, 23 novembre, naturalmente con ingresso libero e tanti partecipanti da salutare e conoscere. Oggi, lunedì 3 novembre, ore 20:30, Andrea Monti è docente nella scuola politica della Lega e si parlerà di rapporti tra amministrazioni e sezioni locali. Settima lezione del corso di formazione politico organizzato dalla Lega Lombarda, pensato per rafforzare la nostra preparazione e consapevolezza amministrativa. Un corso aperto a tutti i militanti e simpatizzanti per offrire a chiunque voglia avvicinarsi o approfondire il nostro percorso politico un'occasione di crescita e confronto. Un corso fruibile esclusivamente online, collegandovi a un link che trovate cercando ad esempio Andrea Monti sui social. Ancora gli appuntamenti da non scordare, le proposte da non scordare, e questa è interessante, riguarda la Lombardia. Al via un concorso nelle scuole per promuovere l'identità lombarda, progetti in occasione della festa della Lombardia. L'iniziativa nasce proprio dalla Lega e mira a diffondere il senso di appartenenza alla Lombardia. Con questo concorso gli studenti potranno realizzare progetti e approfondire gli aspetti storici, culturali, identitari della Lombardia. I vincitori del concorso verranno premiati al Pirellone il 29 maggio durante la festa della Lombardia. Tutte le informazioni andando ad esempio sul sito di Regione Lombardia. Per chi ci segue quest'oggi in diretta, quest'oggi, lunedì 3 novembre, ore 21, la serata al Punto Lega di Milano, in via Esterle 29, ci si trova con Matteo Mauri, coordinatore Lega Giovani in Lombardia, Andrea Poledrelli, coordinatore Lega Giovani di Milano. Questa sera, ore 21, al Punto Lega di Milano, via Esterle 29, si parla di Milano, si parla con i giovani di Milano. Da Milano a Pordenone. Sabato 15 novembre presso la fiera di Pordenone, un evento interessantissimo che riguarda lo sport, le moto, le auto, ma anche l'inclusione. La prima Motor Therapy Day, acceleriamo l'inclusione. Un evento gratuito e assolutamente senza scopo di lucro darà l'opportunità a tante persone con disabilità e alle loro famiglie di partecipare attivamente a questa giornata vivendo emozioni ed esperienze straordinarie. Alla giornata parteciperanno associazioni ed enti con moto da cross, auto storiche, auto da rally, go-kart, biposto, e i ragazzi potranno provare tutte le attività in una giornata di festa e inclusione per tutti. In questa cornice le associazioni che si occupano di disabilità e sociale presenteranno i loro servizi, attività, i loro prodotti, in modo da fare festa, rete e conoscenza tra le varie realtà territoriali e i cittadini. Sarà presente alle 11 il ministro per le disabilità
Alessandra Locatelli, che illustrerà la nuova riforma sulle disabilità. Signori, è il caso di parlarne questo sabato 15 novembre, dalle 9 alle 17, primo Motor Therapy Day alla fiera di Pordenone, Friuli Venezia Giulia, Viale Treviso numero 1. E ne parliamo in questi giorni perché ne vale veramente la pena. Ancora, per chi ci segue in diretta, Lega e Carta della Lombardia, c'è Massimiliano Romeo questa sera, lunedì, ad Albizzate in provincia di Varese per parlare di questa Carta della Lombardia e perché no anche di dare più poteri a Milano. La circoscrizione Laghi Valbossa incontra Massimiliano Romeo questa sera presso la Sala Piotti, comune di Albizzate, Varese, piazza 4 novembre, ore 20:45. Me ne vado, non prima di avervi ricordato anche l'appuntamento di sabato 8 novembre, la sezione di Ghedi per la Lega organizza il convegno Sicurezza e diritti, cosa cambia con il decreto sicurezza. Tra coloro che partecipano a questo evento, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, Simona Bordonali, deputata della Lega, Igor Iezzi, anche lui deputato, Antonio Fellone, che è coordinatore nazionale del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega e naturalmente anche speaker della nostra radio. Tra i saluti, quello di Roberta Sisti, segretario provinciale della Lega di Brescia. Appuntamento con Sicurezza e diritti. Cosa cambia con il decreto sicurezza? Sabato prossimo 8 novembre, ore 20, sala consigliare, municipio di Ghedi, Brescia. Me ne vado ringraziando Francesco in regia, ma restate lì perché è il tempo di una canzone e parte la nuova trasmissione di Radio Libertà con l'onorevole Nicola Ottaviani, deputato della Lega, ex sindaco di Frosinone, la sua nuova trasmissione per commentare le riforme che stanno arrivando e che devono ancora arrivare, si chiama La Belva Civile, tra 5 minuti da non perdere, mentre Sammy Varin è una minaccia. Ritorna domattina alle 7:30.